Prego, signor, mi scusi. Staremo fermi per molto tempo. Qui stiamo morendo di freddo. Meglio di freddo che per una pallottola. Se i soldati ci pescano a trasportare voi clandestini attraverso la frontiera, ci giochiamo la pelle. Tutti quanti. Speriamo di no. Torna a dormire. Certo, signor, certo. Santana! Soldati! Come formiche. Quanto lontani? 2 miglia. 3 al massimo. Sbrigatevi. Grazie. De nada, signor. Sto cercando un uomo. Si chiama Santana. Mai sentito, vero? Se lo incontri, digli che lo cerca un suo vecchio amico. Brando. Dai, presto. Sto ancora aspettando una risposta. L'ho già detto, signor. Pago bene, amico. Non so nulla di Santana. Ehi, che aspetti a portare il vino? Subito, signor.
Subito. Vino. Tu sai dove sta Santana? No. Chi è che cerca Santana? Metti in conto l'ardone. Santana, hai detto. Offrimi da bere. Fa freddo da queste parti, amico. Quel porco mi ha preso tutti i vestiti per 200 sporchi pesos. L'unica è berci sopra, per non prendersi un malanno. Facciamo un patto. Tu restituisci i 200 pesos a quella sanguisuga e io, in cambio, ti porto dove si nasconde Santana e tutta la sua banda. Muoviti, Felipe, ho la gola piena di polvere e non darmi il solito aceto. Certo, Tom, certo. Adesso possiamo andare. Accetto il patto, amico. Quello sarebbe il rifugio di Santana e della sua banda. Certo che è quello. Augurati che ci siano ancora. Questa volta t'ammazzo. Fermi. Dovrei spaccarvi la testa. Che aspettiamo a muoverci? Prima deve essere eliminato Brandon, quel cacciatore di taglie.
Sono qui per riscuoterle, Santana. Vivi o morti. Non ce la farai, Brando. Siamo troppi. Anche per uno come te. Allora, Brando, che decidi? Vivi o morti. Il governo chiede tutta la vostra assistenza per prendere quel delinquente. Santana non è un pesce facile da prendere. Abbiamo recuperato più di 50 corpi lungo il fiume, malgrado tutte le pattuglie dislocate alla frontiera. Ehi, ecco qualcuno che può esservi utile. Gli posso parlare? Un bounty killer, lasciate perdere. Come volete. Andiamo. Ci vediamo, sceriffo. A me piacciono, specie se eliminano un bandito. Sceriffo, Salve, Brandon. Chi erano? Santana. Ottimo lavoro. Venite. Il governo è fermamente intenzionato a stroncare con ogni mezzo il traffico di clandestini messicani attraverso la frontiera. Sappiamo che alcuni di voi impiegano questi disgraziati nei loro campi, sfruttandoli come bestie da soma e facendoli passare per gente del posto. Capitano, chiacchiere se ne fanno molte, ma a me non risulta che nei miei possedimenti o in quelli dei miei concittadini vi siano dei disgraziati, come dite voi. Certo, è così. Dopo la vostra guerra non abbiamo più un negro disposto a lavorare per noi. Che male c'è ad impiegare manodopera messicana? I miei peoni stanno paghe regolari. È reato far entrare clandestini nel paese. Speculare nel piazzamento. Si parla di $100 per ogni peone che viene venduto come una bestia. È reato uccidere per far scomparire le prove. Ma non diciamo assurdità. Questo Non poi, sono ma che c'entriamo assurdità. noi? Abbiamo trovato lungo la frontiera più di 500 peones, barbaramente trucidati. Chiunque ha mano in questo traffico è responsabile e pagherà. Può sempre contare sulla nostra collaborazione, capitano. Certo che il capitano Stone ha un bel da fare a controllare tutte le frontiere. Questa è gente che va combattuta con le armi. Purtroppo lui è un militare e gradisce poco l'intrusione dei liberi professionisti. Comunque, da quando voi siete nella zona, io mi sento più tranquillo. L'altra settimana è passato in città uno del Montana, Everett Murdoch. Bibbia. Bibbia, proprio lui. Ecco, mi ha chiesto di questo. L'hanno segnalato da queste parti. Guarda, è un certo Smart. È il cavallo di Bibbia. Stavolta l'abbiamo fregato. Presto, tu vai di là. Tu, di qua.
Sono qui, Smart. Maledetta carogna. Tieni, la puoi incassare presso qualsiasi banca. Grazie, sceriffo. Manca qualcosa. Che altro c'è? L'oro che avevano i banditi. Erano puliti come un uovo. E poi i morti non parlano? No. I morti non parlano. Avanti. Ci sono due signori che devono fare un grosso versamento. Falli entrare. Accomodatevi. Desidera altro? Puoi andare. Ascoltami, Bart. Dopo la morte di Santana ho preso una decisione. Ti ho fatto venire per dirti che il prossimo viaggio sarà l'ultimo. Ma, capo... È un ordine. Questa volta conto di sorvegliare personalmente il trasporto. Dopodiché ci vedremo a Nogales, dove divideremo gli utili fin qui ricavati. Tu va avanti con gli uomini e aspettami lì, vi raggiungerò. Bene, come volete. Ehi, Brandon! Ecco i soldi!
tue preghiere, Bibbia. Giragli le spalle, presto! Hai sbagliato, amico. Sei tu che devi stare davanti alla canna di un fucile. $1.800, $1.900, $2.000. La tua parte? Tienili pure. Non ho fatto molto per guadagnarmeli. Ehi, sta a sentire. Bibbia, ascoltami. Ho una proposta da farti. Una grossa banda di fuorilegge opera al di là della frontiera, nei pressi di Nogales. C'è da ricavarne un bel mucchio di denaro. Circa $20.000. Un lavoretto difficile, ma molto interessante per due come noi. Hai idea di come fare? Certo. Va bene. Ma a me piace viaggiare solo. Esiste soltanto una locanda a Nogales. Scendi là. D'accordo, ci puoi contare. È solo un piccolo aiuto, cos'è? Vi potrà essere utile. Grazie, signora. Allora cos'è? Vuoi lasciare anche tu Nogales? Sì, abbiamo già deciso. Los Americanos mi daranno molti soldi e noi non dovremo più soffrire. Ma una volta lontano, chi penserà a Dolores? Ma è per lei che io lo faccio, signora. Va bene. Puoi andare tranquillo. Per il tempo che non ci sarai, starà qui con me. Buongiorno, signor Falco.
padre è un ladro ed è stato impiccato. Sparisci da questa città. Vattene, ragazzo. Scappa. Scappa. Tuo padre è stato impiccato. Vattene. 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 Sei felice? Certo. Signor Fargo, il locale e tutto quello che c'è dentro ce lo prendiamo noi. Vattene! Vattene! Bravo, bravo! Signor Fargo. Signor Fargo. Gli uomini sono pronti. Possiamo andare. $50 pesos. Il tuo ingaggio. Grazie, signor. Tu come ti chiami? Pedro Hernandez, signor. 50 pesos. Avanti un altro. Come ti chiami? Manuel Pereira. 50 pesos. Il tuo nome? José Roja. Quanti sono? Una cinquantina. Dì agli uomini di prepararsi. Il tuo ingaggio. Grazie, signor. Avanti un altro. Il tuo nome? Vai lì. Volevo salutare mia moglie. Amore. Ti prego, signor Fargo, ti prego. Vattene, vecchio. Fammi lavorare, signor Fargo. Sono ancora forte. Fammi lavorare. I miei figli hanno fame. Ti prego. Il signor Fargo non capisce le preghiere. Quando si prega, si soffre. Vai. Grazie, signora. Grazie, signor Fargo. Sparisci. Contenta? Gente giovane e forte ci vuole. O la terra dove lavoreranno non frutterà. E questo lo sai benissimo anche tu. Pensi soltanto al tuo denaro. Non ottieni nulla senza. Ma penso anche a te. Quando ti deciderai? Quando sarà, lo saprai, signor Fargo. Ti amo, José. Vamos.
Presto! Siamo pronti, capo. Di qua. Via, via. Chiudete, su. Salve, Brandon. Avete intenzione di passare in Messico? Mi hanno detto che c'è buona caccia da quelle parti. Cacciatene uno anche per me. Certo. Bounty Killers. Iene. Ho sempre detto di tenere il becco chiuso, Slim. Ne avessi molti di uomini in gamba come quello. Sbrigatevi con quei peones. Su, presto! Sbrigarsi! Scendete giù, muovetevi! Coraggio, svelti! Andiamo! Andiamo, facciamo presto. Su, forza! Avanti! Su, figliolo! Stendetevi sul fondo, dai! Giù, giù! E muoviti! Siete pronti? Andiamo! Tutto a posto, signor Fargo. Noi andiamo. Bene. Muoviamoci. Oh mio Dio. Stai calmo, figliolo. Ho sete, Sarges. Tanta sete. Fermatevi. Buongiorno, signor Fargo. Dobbiamo perquisire ogni carro che attraversa la frontiera. È una semplice formalità. Fate pure. Sto male, Sanchez, sto male. Sta zitto, ci possono sentire. Grazie, signor Fargo. Andiamo.
maledetto. Figliolo! No, signor! No! Cos'è? Sembra un uccello del malaugurio. Stai zitto. Quello lo conosco, è un famoso bounty killer. Lo chiamano Bibbia. Andiamo. Non è roba per te, figliuolo. Vorrei una stanza e un bicchiere di latte fresco. Sì. Un bicchiere di latte fresco! E per la stanza, allora? Mi spiace, signor, mi spiace, ma senza il permesso del signor Fargo non posso affittare nessuna stanza. Mi spiace veramente, signor, proprio non posso. Io ti do il permesso. Eh? E cammina tu. Te l'avevo detto che si era salvato. È passato di qui. Presto. Di là, voi. Cos'è? Amore, ti prego, rispondi, amore, amore. Assassini, i soldati, tutti morti, tutti assassini.
Cos'è? Ti prego, sono qui. Cos'è? Amore mio, no. Via. Maledetta carogna! T'ammazzo! Fermati! Che cosa vuoi da quest'uomo? Non ti permetterò di farlo. Non ti immischiare, signora. Senti, straniero, tutto questo non ti riguarda. Vattene, ti prego. Avevo sentito parlare di te come di un uomo che uccide a pagamento, un assassino.
Se il ragazzo ha detto la verità, gli assassini sono tra voi. Ma com'è possibile? Fargo. E tu? Cosa fai qui? L'hai trovato? È arrivato fino in paese. Bravo. E allora? C'è un bounty killer che l'ha aiutato, signor Fargo. Non ce l'abbiamo fatta. È Brandon. Un altro cacciatore di tagli. State diventando famosi. È evidente che sono queste che gli interessano. Fino ad oggi vi ho protetti. Ora dimostratemi che sapete cavarvela. Trattateli bene. È l'accoglienza quella che conta. Un'accoglienza calorosa, come si conviene a persone di riguardo. Non farlo, amico. Non amo mangiare al buio. Andiamo. Ehi, Bibbia, la tua cena è finita. Non ci provare. Sarebbe inutile. Vattene, donna. E niente scherzi.
Se ti fa piacere, ora puoi spegnere. È stata una vera carneficina. Questa Fargo la pagherà. Non ci sono prove che è stato Fargo. Niente prove, niente taglia. La incasseremo la taglia, Bibbia. Bestia. Ehi, amici, non c'è bisogno dell'artiglieria. Ti cercavo, Brandon, solo per saldare il mio vecchio debito. Saggia idea, vecchio. Imbecilli. Basta una veloce pistola e siete finiti. Sono stato uno stupido a pretendere che avreste saputo risolvere da soli una pericolosa situazione. Ma quando? Quando imparerete ad usare il cervello invece delle armi? Ascoltatemi bene.
Buenos dias, signor Fargo. Buongiorno, signor Fargo. Prego, sia qui. Lasciaci soli. Certo, signor Fargo. Certo. Subito. C'è una cosa che non riesco a sopportare. Perdere. Perdere inutilmente. Ma anche voi potreste perdere. Tutti noi siamo interessati agli uomini che lavorano per me. A voi interessano morti. A me vivi. Penso che conosciate già l'ammontare delle loro taglie. $20.000. Bene, sono disposto a darvi la stessa cifra. Subito. Senza rischi. Con la vostra parola, però, che non tornerete più da queste parti. Ma noi siamo in 2. Va bene. $20.000 per uno. D'accordo. Buongiorno, signore. Meglio di così non poteva venire. Hanno combinato un bel un bel guaio. Il suo amico si preoccupa troppo per me. Non c'era bisogno che si disturbasse. Evidentemente gli sta a cuore la sua sorte, signore. Quelli che hanno avuto interesse a uccidere José potrebbero tornare nuovamente. Ancora non so darmi pace. Ma non credo che possa accadere più. Finché ci sono io non ci proveranno, signora. Ci hanno provato. Fargo ti vuole, signore. Ehi, ci sono anch'io. Vai pure, Wolf. Se volete, potete controllare. Ma ricordatevi, ho la vostra parola. E allora? Non si vede ancora nessuno. Accidenti. Dovrebbero essere già qui. Appostatevi, io darò un'occhiata intorno. Questa è l'unica via d'uscita, la gola dell'orso. E sono convinto che ci faranno qualche sorpresa. Vuoi sempre che ti protegga le spalle? Per me va bene anche così. Hai un bel coraggio, Brandon. Allora, buona fortuna. Altrettanto a te.
Maya, questa stanza è completamente differente da quando ci sei tu. Hai raggiunto i tuoi scopi servendoti di mezzi imperdonabili. Pensi che io abbia ancora fiducia? Voglio solo sapere cosa hai riservato per me. A volte nella vita è necessario saper attendere, avere pazienza. Non si sa mai. Può sempre succedere un imprevisto. Questa volta non succederà. Tu sei il mio asso nella manica, quello che mi farà vincere la partita. Tu non vincerai, Fargo. Maledetta carogna! Dove sei? Brando! Peccato rubare! Maledetto!
Ti stavamo aspettando, Brandon. $40.000 sono molti. Ci vuole tutta una vita per metterli insieme. Molte vite, Fargo. Che intenzioni hai? Devi decidere tu. No. Lasciatela andare. Non dovevi farlo. Vattene. È una questione tra me e lui. È stato un errore, signor Fargo. Non avresti dovuto lasciarla andare. Posa la tua pistola. Non potrai farcela. È un problema mio. Mm? Ora tocca a te. Ehi, gente, ascoltatemi. Slacciatevi i cinturoni e allontanatevi dalle armi. Soddisfatto adesso? Andiamo. Imbecille. Se ci riprovano ti ammazzo. Avvicinati. Morton. Vammi a prendere le armi. Subito. Miguel. Senti, c'è un uomo in casa. Ha ucciso Chaco. E tu. E quando torno non lo voglio più trovare. Non ti preoccupare, padrone.
Allora, cacciatore. I piedi li hai liberi. Usali. Mio fratello sarà contento di rivederti all'inferno. Di qua, presto. Non fategli troppo male. Avanti, rimettetelo in piedi. Ti sei stancato, amico. Scava, avrai una morte rapida. La buca deve essere molto più larga e più profonda. Avrai un amico con te. Buoni! Oggi i cavalli sono nervosi. Dovremo aspettarlo ancora molto, il signor Fargo. Ma non credo. Boh. Ma che significa?
lavorato sodo, gringo. Tieni, bagnati un po' la gola. Brucia la tequila, eh? Slegami. Ti prego. Non resisto più. Cara, cerca di non parlare. Hai combinato già tanti guai. Ho gli occhi peggio di una civetta. È già l'alba. Io cercherò di aggirarlo. Tu coprici le spalle. Andiamo! Andate voi.
Per un momento l'ho creduto anch'io. Lo vedi, Bibien? Bisogna avere maggior fiducia tra soci. Sei arrivato in tempo. E adesso, Murdoch? Non resta altro che andare a prendere il denaro. Bene. E lei? Perché non l'ammazzi? Ma sei matto? Ho una promessa in sospeso con lei. E Brandon? L'ho affidato alle cure di Miguel. Non ne sentirai più parlare. Vedi? La partita l'ho vinta io. Te l'ho già detto, non vincerai, Fargo. Non minacciarmi più, donna. Tu sei solamente pazzo. Miguel ha fatto il suo lavoro. Tu non cercare di fuggire, sarebbe inutile. Dobbiamo sbrigarci. Nessuno sospetterà mai del nostro accordo. Con le taglie che incasseremo e con quello che non abbiamo diviso con i nostri soci, ce ne avremo d'avanzo. Mi preoccupa quella donna. Verrà con me. Una moglie non può testimoniare. Maledetto, ci ha giocati. Brandon. Sono qui. Hai avuto tutto ciò che volevi. Non ti basta? C'è una grossa taglia su chi traffica coi messicani. E io voglio incassare la vostra. Vivi o morti? È facile con quell'arma in mano. Mettete via le vostre pistole.
con questi e con le taglie che dovrai incassare, faremo una bella vita, amico? Sai cosa farne. Ehi, Brandon! Ecco i soldi! Di le tue preghiere, Bibbia. Giragli alle spalle, presto!
Hai sbagliato, amico. Sei tu che devi stare davanti alla canna di un fucile. $1.800, $1.900, $2.000. La tua parte? Tienili pure. Non ho fatto molto per guadagnarmeli. Ehi, sta a sentire. Bibbia, ascoltami. Ho una proposta da farti. Una grossa banda di fuorilegge opera al di là della frontiera, nei pressi di Nogales. C'è da ricavarne un bel mucchio di denaro. Circa $20.000. Un lavoretto difficile, ma molto interessante per due come noi. Hai idea di come fare? Certo. Va bene. Ma a me piace viaggiare solo. Esiste soltanto una locanda a Nogales. Scendi là. D'accordo, ci puoi contare. È solo un piccolo aiuto, cos'è? Vi potrà essere utile. Grazie, signora. Allora cos'è? Vuoi lasciare anche tu Nogales? Sì, abbiamo già deciso. Los Americanos mi daranno molti soldi e noi non dovremo più soffrire. Ma una volta lontano, chi penserà a Dolores? Ma è per lei che io lo faccio, signora. Va bene. Puoi andare tranquillo. Per il tempo che non ci sarai, starà qui con me. Buongiorno, signor Fargo. Padre è un ladro ed è stato impiccato. Sparisci da questa città. Vattene, ragazzi. Scappa. Scappa. Tuo padre è stato impiccato. Vattene. Vattene. Vattene.
Dovrei spaccarvi la testa. Che aspettiamo a muoverci? Prima deve essere eliminato Brandon, quel cacciatore di taglie. Sono qui per riscuoterle, Santana. Vivi o morti. Non ce la farai, Brandon. Siamo troppi. Anche per uno come te. Allora, Brandon, che decidi? Vivi o morti. Il governo chiede tutta la vostra assistenza per prendere quel delinquente. Santana non è un pesce facile da prendere. Abbiamo recuperato più di 50 corpi lungo il fiume, malgrado tutte le pattuglie dislocate alla frontiera. Ehi, ecco qualcuno che può esservi utile. Gli posso parlare? Un bounty killer, lasciate perdere. Come volete. Andiamo. Ci vediamo, sceriffo. A me piacciono, specie se eliminano un bandito. Sceriffo? Salve, Brandon. Chi erano? Santana. Ottimo lavoro. Venite. Il governo è fermamente intenzionato a stroncare con ogni mezzo il traffico di clandestini messicani attraverso la frontiera. Sappiamo che alcuni di voi impiegano questi disgraziati nei loro campi, sfruttandoli come bestie da soma e facendoli passare per gente del posto. Capitano, chiacchiere se ne fanno molte, ma a me non risulta che nei miei possedimenti o in quelli dei miei concittadini vi siano dei disgraziati, come dite voi. Certo, è così. Dopo la vostra guerra non abbiamo più un negro disposto a lavorare per noi. Che male c'è ad impiegare manodopera messicana? I miei peoni stanno paghe regolari. È reato far entrare clandestini nel paese. Speculare nel piazzamento. Si parla di $100 per ogni peone che viene venduto come una bestia. È reato uccidere per far scomparire le prove. Ma non diciamo assurdità. Non sono assurdità. Abbiamo trovato lungo la frontiera più di 500 peones, barbaramente trucidati. Chiunque ha mano in questo traffico è responsabile e pagherà. Può sempre contare sulla nostra collaborazione, capitano. Certo che il capitano Stone ha un bel da fare a controllare tutte le frontiere. Questa è gente che va combattuta con le armi. Purtroppo lui è un militare e gradisce poco l'intrusione dei liberi professionisti. Comunque, da quando voi siete nella zona, io mi sento più tranquillo. L'altra settimana è passato in città uno del Montana, Everett Murdoch. Bibbia. Bibbia, proprio lui. Ecco, mi ha chiesto di questo. L'hanno segnalato da queste parti. Guarda, è un certo Smart. È il cavallo di Bibbia. Stavolta l'abbiamo fregato. Presto, tu vai di là. Tu, di qua.
Sono qui, Smart. Maledetta carogna. Tieni, la puoi incassare presso qualsiasi banca. Grazie, sceriffo. Manca qualcosa? Che altro c'è? L'oro che avevano i banditi. Erano puliti come un uovo. E poi i morti non parlano? No. I morti non parlano. Avanti. Ci sono due signori che devono fare un grosso versamento. Falli entrare. Accomodatevi. Desidera altro? Puoi andare. Ascoltami, Bart. Dopo la morte di Santana ho preso una decisione. Ti ho fatto venire per dirti che il prossimo viaggio sarà l'ultimo. Ma, capo... È un ordine. Questa volta conto di sorvegliare personalmente il trasporto. Dopodiché ci vedremo a Nogales, dove divideremo gli utili fin qui ricavati. Tu va avanti con gli uomini e aspettami lì, vi raggiungerò. Bene, come volete. Prego, signor, mi scusi. Staremo fermi per molto tempo. Qui stiamo morendo di freddo. Meglio di freddo che per una pallottola. Se i soldati ci pescano a trasportare voi clandestini attraverso la frontiera, ci giochiamo la pelle. Tutti quanti. Speriamo di no. Torna a dormire. Certo, signor, certo. Santana! Soldati!
come formiche. Quanto lontani? 2 miglia. 3 al massimo. Sbrigatevi. Grazie. De nada, signor. Sto cercando un uomo. Si chiama Santana. Mai sentito, vero? Se lo incontri, digli che lo cerca un suo vecchio amico. Brandon. Dai, presto. Sto ancora aspettando una risposta. L'ho già detto, signor. Pago bene, amico. Non so nulla di Santana. Ehi, che aspetti a portare il vino? Subito, signore. Subito. Vino. Tu sai dove sta Santana? No. Chi è che cerca Santana? Metti in conto l'ardone. Santana, hai detto. Offrimi da bere. Fa freddo da queste parti, amico. Quel porco mi ha preso tutti i vestiti per 200 sporchi pesos. L'unica è berci sopra, per non prendersi un malanno.
Facciamo un patto. Tu restituisci i 200 pesos a quella sanguisuga e io in cambio ti porto dove si nasconde Santana e tutta la sua banda. Muoviti, Felipe, ho la gola piena di polvere e non darmi il solito aceto. Certo, Tom, certo. Adesso possiamo andare. Accetto il patto, amico. Quello sarebbe il rifugio di Santana e della sua banda. Certo che è quello. Augurati che ci siano ancora. Questa volta t'ammazzo. Fermi! Sei felice? Certo. Signor Fargo, il locale e tutto quello che c'è dentro ce lo prendiamo noi. Vattene! Vattene! Bravo, bravo! Signor Fargo. Signor Fargo. Gli uomini sono pronti. Possiamo andare. $50 pesos. Il tuo ingaggio. Grazie, signor. Tu come ti chiami? Pedro Hernandez, signor. 50 pesos. Avanti un altro. Come ti chiami? Manuel Pereira. 50 pesos. Il tuo nome? José Roja. Quanti sono? Una cinquantina. Dì agli uomini di prepararsi. Il tuo ingaggio. Grazie, signor. Avanti un altro. Il tuo nome? Vai lì. Volevo salutare mia moglie.
Ti prego, signor Fargo, ti prego. Vattene, vecchio. Fammi lavorare, signor Fargo. Sono ancora forte. Fammi lavorare. I miei figli hanno fame. Ti prego. Il signor Fargo non capisce le preghiere. Quando si prega, si soffre. Vai. Grazie, signora. Grazie, signor Fargo. Sparisci. Contenta? Gente giovane e forte ci vuole. O la terra dove lavoreranno non frutterà. E questo lo sai benissimo anche tu. Pensi soltanto al tuo denaro. Non ottieni nulla senza. Ma penso anche a te. Quando ti deciderai? Quando sarà, lo saprai, signor Fargo. Ti amo, José. Vamos! Presto! Siamo pronti, capo. Di qua. Via, via. Chiudete, su. Salve, Brandon. Avete intenzione di passare in Messico? Mi hanno detto che c'è buona caccia da quelle parti. Cacciatene uno anche per me. Certo. Bounty Killers. Iene. Ho sempre detto di tenere il becco chiuso, Slim. Ne avessi molti di uomini in gamba come quello. Sbrigatevi con quei peones. Su, presto! Sbrigarsi! Scendete giù, muovetevi! Coraggio, svelti! Andiamo! Andiamo, facciamo presto. Su, forza! Avanti! Su, figliolo. Stendetevi sul fondo, dai! Giù, giù! E muoviti! Siete pronti? Andiamo. Tutto a posto, signor Fargo. Noi andiamo. Bene. Muoviamoci. Oh mio Dio. Stai calmo, figliolo.
tanta sete. Fermatevi. Buongiorno, signor Fargo. Dobbiamo perquisire ogni carro che attraversa la frontiera. È una semplice formalità. Fate pure. Sto male, Sanchez, sto male. Sta zitto, ci possono sentire. Grazie, signor Fargo. Andiamo. Maledetto. Figliolo! No, signor! No! Cos'è? Sembra un uccello del malaugurio. Stai zitto. Quello lo conosco, è un famoso bounty killer. Lo chiamano Bibbia. Andiamo. Non è roba per te, figliuolo. Vorrei una stanza e un bicchiere di latte fresco. Sì. Un bicchiere di latte fresco! E per la stanza, allora? Mi spiace, signor, mi spiace, ma senza il permesso del signor Fargo non posso affittare nessuna stanza. Mi spiace veramente, signor, proprio non posso. Io ti do il permesso.
E cammina tu. Te l'avevo detto che si era salvato. È passato di qui. Presto! Di là voi. Cos'è? Amore, ti prego, rispondi, amore, amore. Assassini, i soldati, tutti morti, tutti assassini. Ti prego, sono qui. Cos'è? Amore mio, no. Qui, Jack. Maledetta carogna! T'ammazzo! Fermati! Che cosa vuoi da quest'uomo? Non ti permetterò di farlo. Non ti immischiare, signora.
Senti, straniero, tutto questo non ti riguarda. Vattene, ti prego.